Un cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione del pomeriggio di infofriulitv.net. Dal 3 dicembre ipotizza un ritorno di zona gialla, che non vuole assolutamente dire un liberi tutti, ma occorrerà porre la massima attenzione, anche attraverso restrizioni puntuali, come l'obbligo della consumazione da seduti. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della conferenza stampa settimanale di questa mattina a Trieste sull'andamento dell'epidemia. Dopo l'accordo sindacale del 2019 contro la violenza di genere in azienda, il gruppo bancario Crédit Agricole Italia, operativo in Friuli Venezia Giulia Veneto attraverso Crédit Agricole Friuladria, ha sottoscritto il nuovo protocollo ABI, rivolto alla clientela per favorire il rimborso dei crediti a favore delle donne vittime di violenza. La firma impegna gli istituti aderenti a sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui e dei prestiti, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per un periodo massimo di 18 mesi, nei confronti di donne inserite in percorsi certificati di protezione. È stato notificato lo scorso 26 novembre al titolare di un esercizio pubblico di Monfalcone il provvedimento del questore di Gorizia che dispone, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il bar della zona di Aris prevede la restrizione, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stato imposto in quanto l'esercizio è stato teatro ultimamente di un'accesa lite che ha richiesto l'intervento della locale volante del commissariato di Monfalcone. Il decreto di sospensione, predisposto con un'azione coordinata dal locale commissariato di pubblica sicurezza e della divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Gorizia, avrà una validità di 7 giorni. Una vera festa privata con una decina di invitati che si stava svolgendo all'interno di un locale che teneva le serrande abbassate. Lo ha scoperto i carabinieri di Trieste che hanno fatto uscire le persone e le hanno sanzionate, così come il titolare del locale. Quest'ultimo resterà chiuso per alcuni giorni. È avvenuto nel pomeriggio di sabato, ma la notizia è stata diffusa oggi. Alla centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Trieste erano giunte più segnalazioni relative a un presunto assembramento di persone all'interno di un bar nei pressi dell'ippodromo. Dunque sul posto sono giunte una pattuglia della stazione di Rozzol e 2 autoradio del nucleo operativo radiomobile per compiere una verifica. I militari dell'Arma hanno accertato che non si trattava di un semplice assembramento, ma di una vera festa. E con questa notizia è tutto, chiudiamo qui la pagina informativa del pomeriggio, vediamo appuntamento in serata per le altre notizie sempre dal Friuli Venezia Giulia. Restate con noi e, come si dice, buon pomeriggio a tutti.